Grissini, anche questo prodotto è un prodotto molto piacevole da trovare sul tavolo di un ristorante. Se sono fatti in casa chiaramente è un valore aggiunto pazzesco. Quindi la dose è molto semplice perché mettiamo 150 grammi di farina 00, pari dose altri 150 grammi di farina di semola, 150 grammi di acqua e 6 grammi di lievito fresco in questo caso. Quindi prendiamo il panetto di lievito fresco, io ho sempre quello secco vicino a me. Diciamo che generalmente il lievito secco si conserva meglio rispetto a quello fresco, che è più deperibile, ma la resa, la funzione è esattamente la stessa. Come quantità ricordo che bisogna moltiplicare per 3, quindi 3 grammi di lievito fresco, 3 grammi di lievito secco equivalgono a circa 9 grammi di lievito fresco. Quindi io prenderò la mia quantità e la vado a sciogliere direttamente con le mani nell'acqua. Come vedete non sto utilizzando guanti perché chiaramente fare un impasto con la sensibilità dei polpastrelli è una cosa, senza è un po' più difficile, anche se bisognerebbe abituarsi a lavorare con i guanti perché non sappiamo quali sono le regole nel ristorante dove andiamo a lavorare. Quindi bisognerebbe impratichirsi a lavorare con i guanti per poi avere più o meno la stessa sensibilità con e senza. È chiaro che non può essere lo stesso, però abituatevi a lavorare con i guanti. Andiamo ad aggiungere l'acqua con il lievito nella farina. In questo caso anche utilizziamo la foglia invece del gancio a causa del basso quantitativo di farina all'interno della planetaria e impastiamo. Quando siamo a questo punto notiamo che l'impasto non si è accorpato, non si è unito bene, non si è amalgamato perfettamente perché manca l'olio, che è la caratteristica principale di questo impasto. Intanto andiamo a mettere gli 8 grammi di sale, e andiamo ad aggiungere olio a filo, 50 grammi. Quindi praticamente una dose abbastanza importante. Piano piano e con l'energia della planetaria, ma lo stesso avverrebbe anche a mano, andiamo a incorporare
l'olio nell'impasto. Aggiungiamo un altro pochino. Anche qui le pareti della planetaria si stanno pulendo perfettamente, non è più unto l'impasto, l'olio è stato assorbito. Ed è molto molto morbido. Adesso lo chiudiamo, si vede il caratteristico colore dorato dato dall'olio. Lo mettiamo a riposare, sempre coperto. E anche qui il tempo sufficiente per questo quantitativo, quindi i 300 grammi di farina in totale, saranno sufficienti 8-10 ore per una lievitazione, una maturazione perfetta. Vediamo adesso la formatura dei grissini. L'impasto è pronto. Da un rettangolo andiamo a ricavare dei filoncini. Avete visto, non ho messo semola sul piano di lavoro perché scivolerebbero e invece mi serve l'attrito del piano. Quindi ricaviamo dei filoncini, come detto, e li andiamo uno per uno a stendere in questo modo, o non so se avete mai sentito parlare dei grissini stirati, perché vengono allungati con il peso della gravità. Sicuramente questo è un metodo più facile. Più sono lunghi, più sono belli, ma poi questa è una questione di gusto. Una cosa importante è quella di tagliare le punte dei grissini, perché di solito il becco finale, appunto la punta finale, è troppo piccola, si va ad acuminare e in forno rischiamo di bruciarli. Quindi non facciamo altro che tagliare, quindi appiattendo la punta con un tarocco, anche per avere una dimensione uguale per tutti i grissini. Tac. Pennellatura dei grissini e poi per renderli più croccanti possiamo cospargerli con farina di mais o semola, fiocchi di sale, in maniera che vengano appunto più croccanti.
Vado a infornare 180 gradi 10-12 minuti. Ed è la volta dei grissini, sforniamoli. Anche qui li mettiamo su una griglia. E li lasciamo raffreddare.